Dopo una bellissima giornata passata con mia figlia Zoe in giro per Napoli, tra le sue bellezze e tradizioni, non possiamo andarcene senza aver avuto un incontro ravvicinato con la più importante divinità partenopea, la pizza. Chiediamo informazioni su chi potrebbe essere considerato l'araldo della pizza e mi dicono di andare da Enzo, maestro pizzaiolo della pizzeria La Notizia. Andiamo da Enzo, aspetta. Enzo, c'è posto? Sì, tu sei due. Siamo due. Io. Chiamo, vieni. Approfitto della sua gentilezza e disponibilità per infilarmi dietro al banco e chiedere una volta per tutte cos'è permesso e che cosa non è permesso per fare la pizza napoletana. Non è permesso il mattarello, devi stenderlo con le mani. Con le mani. Devi utilizzare il forno a legna. Sì. Che deve essere ad una temperatura di 465 gradi e cuoce in 50 secondi. Deve essere alta o bassa, croccante o morbida? Deve essere morbida. Deve essere morbida. Enzo me lo fa vedere. Allora, con le mani, ma. Ecco qua. Guarda Questo come si è sente. l'inizio. No, questa è la fine, è venuta la pizza. Mo la dobbiamo condire. C'è questo movimento circolare della fumarola che è interessante. Bellissimo. L'arte del pizzaiolo. E anche questo, il modo di dire, preparami il 6. Vedi, parti dal centro con il 6. Poi vai con Fior di latte. Questo è col fior di latte. Poi ti metto il parmigiano. Hai messo il parmigiano? Sì, ho messo il parmigiano. Ma come? Scusa, il parmigiano è un prodotto... Allora, il parmigiano sai emiliano. Sai chi ne parlava del parmigiano? Boccaccio, nel Decamerone. Le altre pizze vengono fatte col pecorino. No, il pecorino no. Come si chiama questa qua? La margherita. No, Margherita, non può avere il pecorino. Ma come non posso mettere il pecorino? Il parmigiano è arrivato con l'unità d'Italia. Poco farina. Un po' di farina sopra. Poi la prendi così, la metti sulla pala, ecco qua. Dentro. Vai. Nel frattempo c'è sta bella margherita. Guarda che profumo. Questa è una margherita vera, Cavaci le pizze vere, no apposta. Metti il tovagliolino sotto. Vai, mangia. Non mi dice che questo non è una delizia. Ti vado a prendere una pizza bruciata. Non ti muovere di qua. Pizza bruciata. Sai, ne vuoi un po'? Direi proprio di sì. Eccola qua. Indovina, questo è la preistoria della pizza. È un reperto archeologico. È un reperto archeologico, sta nel Museo Archeologico Alman di Napoli, stava nel forno di Modesto 79 d.C. È stata ritrovata nel 1866 dall'archeologo Fiorelli. È una focaccia carbonizzata. E adesso Enzo mi deve fare provare a farne una. Se prendo la manualità, chi mi ferma più? Speriamo che riesci a fare una pizza buona, non ci credo. Però, allora, ascolta me. Metti le mani così, le dita, e fai pressione. Dobbiamo spingere l'aria verso l'esterno e dobbiamo fare il cornicione. Vai. Perfetto, brava. Adesso dall'altro lato, vai. Ok. Devi mettere la mano qua, veloce. Questa devi prendere così. 1, 2. Fammelo fare. 1, 2. Mettiamo il pomodoro. Prendi con la mano sinistra, questa, la zuppiera. Con la mano destra prendi un cucchiaio di pomodoro. A centro. Così? Gira in senso orario. Non uscire troppo fuori, se no si attacca. Prendi la mozzarella di bufala e 2, vai. Vado abbondantemente così, no? Non essere ticchio, un altro po'. Così, un altro po', basta, no, perché troppo, no. Il basilico, taglia a pezzettini. Spezzo? Sì, lo spezzo. Pecorino, no parmigiano, pecorino, stai andando. Pecorino. Così. 6. Aspetta. Dal centro. Gira. Ok, basta. no.
1, Vai, 2, 2, 3. Ok. Benissimo. Benvenuto a Napoli. Vai! Inforna! A pizza! La pizza. È voluta entrare dentro la catena di produzione, l'hanno fatta lavorare. Buonissima, grazie. No, io mangio. Allora signora Questa è la mia? Sì, questa Wow! Non è male, è bella. Allora, la pizza si mangia a Napoli in compagnia. Ce lo dividiamo, dai, sì, è vero. È vero? Dobbiamo brindare. Allora, alla tua prima pizza napoletana, benvenuti a Napoli alla notizia, grazie. Grazie a te e ti restituisco il tuo simbolo del potere. Un po' dire forte. A Giappè Pizza, buon appetito. Grazie. Un applauso! Sono stata brava. A Tassulelle Caffè, qui sul terrazzo dell'albergo più alto di Napoli. Ma questa mattina da Napoli dobbiamo trasferirci nel vicino paese di Pagani, dove nel periodo pasquale si svolge una festa particolarissima. La Zoe, che studia antropologia, la vuole vedere. È la festa della Madonna delle Galline. Ma è tardi, andiamo! Ci aspetta la Madonna e anche le galline. Io vado a prepararmi, vieni, dai! Delle galline sarà un pollaio. La festa è già cominciata e noi per strada stiamo viaggiando alla volta di Pagani. Dai, che siamo in ritardo! È già passata! È già passata la processione, è già uscita. alle 9. Vabbè, è finita, no? È già uscita la Madonna. Ma che è finita! Mi sono documentata, qua va avanti, la Madonna torna qui a 1 di notte. No, finisce domattina qua, non hai capito? Qui dura tutto il giorno la festa. Ma come fai a saperlo? Mi sono documentata. Qui gli antropologi si sono sfogati, in questa zona. Certo. Quindi dove andiamo adesso? Ti porto io ai Toselli. Cosa sono? Sono i cortili dove si apparecchiano delle... No, non ti dico niente, devi vederlo tu. Dai, andiamo. Dove? Di qua? Ogni famiglia nel proprio cortile ha allestito un altarino alla Madonna che qui chiamano tosello, alla spagnola. Ah, tipo questo, tosello? Tosello, questo? Sì, questo. C'è scritto. Quindi è un altarino. Vedi? Certo, veramente, è il simbolo del materno proprio, praticamente. È un po' Cioè, una vagina, un ventre ci assomiglia. è un ventre, è un utero, è qualcosa, no? Un budello, una cosa, cioè, si entra, no? E poi là in fondo c'è appunto questo altare che poi è una caverna, guarda caso. Con le galline. Con la Madonna con le galline, bellissimo. Ed è proprio questo senso del divino, del assolutamente femminile, no?
Cioè è proprio questo, quindi c'è un culto. Vabbè, mi hai portato qua a Napoli per fare una Napoli donna, l'ho capito. Esatto. Poi questo posto si chiama anche Pagani, c'è più di così. Comunque il senso, il sentimento è proprio quello, no? Cioè di questa Madonna che è donna e che è un divino alla quale noi continuiamo Un divino creatore. a prestare proprio attenzione, amore, perché è il seno, perché è tutto quello che di positivo c'è. Non è la guerra, non è l'aggressività, è proprio il contrario. È la vita. È la vita, è la vita. Come vi chiamate? Mi chiamo Sanacore. Che volete? Me la sai tradurre? Neanche tu. Ok. Cosa fa la sua? Ho già capito. Devo imparare il ballo. Ti devi muovere sempre un po' girando così. Devi imparare, no? Io e mia figlia Zoe siamo a Pagani, un paese vicino a Napoli, dove si sta svolgendo una festa tradizionale del periodo pasquale, la festa della Madonna delle Galline. La caratteristica di questa festa è che gli abitanti di Pagani organizzano nei cortili delle loro case dei veri e propri altarini, chiamati toselli. Allora, questo è un tosello ed è anche un allestimento che ha fatto la famiglia. Oh, comunque hai visto i simboli qua, a parte il carciofo, che oggi praticamente è la giornata del carciofo. Certo. Poi tutti questi uccelli, queste galline, il gallo e poi c'è la colomba. Lì c'è un pollaio vero e proprio, no? Comunque continua questa tradizione ed è sentitissima. Dice, l'aspettiamo tutto l'anno. E noi siamo al tosello detto dell'Africano, quello storico, che ha ispirato la grande opera musicale Gatta Cenerentola di De Simone. I famosi carciofi, proprio fate così sulla carbonella. Sì. Ci mettete dentro qualcosa? Dentro c'è il prezzemolo, l'aglio. Un po' come li faccio io, no? L'olio, l'aglio, il prezzemolo e poi Poi bruciati. È vero. Come devo fare qua? Ciao! Ta, ta, ta. Veloce.
7 Madonne. 7. Madonna del Carmine, la Madonna nera. Poi ci sta la Madonna delle Galline. Poi ci sta della Grazia. E dell'Arco, esatto, sì. E la Madonna? Quando Vergine. Di Mondo Vergine. È un po' come i 7 nani, ce ne dimentica sempre una, però la cosa straordinaria è la conservazione di un culto che rimane, permane. Ma il bello della festa, mi dicono, comincia adesso. Signora, Sì. buongiorno. È quello il quadro della Sì, Madonna, quello è il quadro no? che fu trovato dalle galline razzolando e il pollaio si trovava lì in quella zona. Andiamo a vedere. Sì, il primo nucleo è questo qui. Ah, Primo e qua nucleo ci della- sono le galline? Ci sono le galline che vengono donate da tutti i fedeli. Vengono donate, quindi uno le tiene, cioè la chiesa tiene tutte le galline o Sì, cosa? ma le tiene per un breve periodo, Ah. nel senso che oggi è iniziata la processione. In prestito? Sì, in prestito, perché poi da domani inizia il riscatto, ognuno viene a riprendersi la gallina Bene. dando un'offerta in denaro. Ora andiamo dalla zia, che in realtà è la signora che offre da mangiare a tutti. perché Andiamo, assolutamente, andiamo. Andiamo. Le madri che sfamano. Adesso facciamo un brindisi alla signora Rita e alle sue amiche in onore della Madonna. Organizza ogni anno questa tavola. Brindisi alla signora Rita! Hanno ragione, sì, hanno ragione, che vanno bene tutte a Rita fruttaiola. Ma guarda che giornata, o paradiso sta qui sul Allora com'è? Tu hai creato un mostro. Quale? Io. Perché? Ti è piaciuto? Ma mi trovo completamente a mio agio, è una roba meravigliosa. Poi c'è proprio una cura, cioè non è un casino, facciamo in giro. È composto, educato. Incomincia quello, incomincia quell'altro, poi comincia la tamora, gran casino, poi Sì, basta, ma poi. Però ti prendono, no? Esatto. Sai che cosa assomiglia? Quando sono andata a Siviglia, alla Feira, no? Che chiamano. Ecco, è un po' così, no? In tutti i posti ci sono le persone che ballano, non ballano, però è tutto composto, poi tutto sommato, non è sballo, è Sì, proprio ma- divertimento scientifico. Non per ripetersi, ma il valore di questa manifestazione, così come di tantissime manifestazioni mariane, è sicuramente la fede, tutto, ma fondamentalmente la conservazione di una antica tradizione, di un antico rito che si rifà appunto alle dee più antiche, più arcaiche, fino alle dee primordiali, come la Mater Matuta. Quindi il nostro viaggio è cominciato a Capua, andando a vedere al museo le Mater Matuta, ed è finito qui a Pagani a vedere appunto la Madonna delle Galline. C'è un senso, un senso. Poi in generale, se venite qua vi divertite, mangiate come dei matti. Anche perché dopo ci sono le tamuriate!